Oh, povera me! Come sto male, non riesco più a respirare! Mi pesa anche lo stomaco! Chi è che si lamenta? È qualcuno che sta molto male. È qualcosa di molto grosso. Oh, ma è una balena! E poi questa la conosco! È Morena la balena! È amica mia! Che ti succede, Morena? Ah, povera me! Devo aver mangiato qualcosa che mi ha fatto male. In questo povero mare gli uomini buttano tutte le porcherie. L'acqua diventa sporca e una povera balena non vede neanche quello che sta mangiando. Questo inquinamento non fa nemmeno respirare. Cosa vuol dire inquinamento? Vuol dire che il mare è avvelenato dalle persone. E come? Invece di raccogliere i rifiuti e di farli incenerire, certa gente senza cuore butta tutte le porcherie e i veleni dentro il mare, oppure dentro i fiumi, così arrivano sempre dentro al mare. E dopo che succede? Succede che il mare si ammala e l'acqua diventa scura, piena di veleno. Muoiono i pesci e le erbe marine. I bambini vanno al mare perché vorrebbero fare il bagno e invece trovano acque inquinate e puzzolente e non possono bagnarsi, poveri bambini. Oh, anch'io in questi giorni ho attraversato dell'acqua sporca e inquinata. Adesso mi fa male tutto il pancione. Ai 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 ai. Qua sotto, sul fondo marino, c'è una dottoressa molto brava. È la foca Giovannona. Vediamo se ti può curare. Ti accompagno da lei. Andiamo. Porca miseria! Apriamo l'acqua? Apriamo l'acqua? No! L'acqua fredda? Eh? Guarda il fascio. Apriamo l'acqua? Pronti? No. Via! Oh, no! Che questo è matto? È matto questo. Adesso basta. Basta, su. Fuori, dai! Tutti fuori, su.